Presidente Carnelutti, lei ha voluto ricordare che l'immane tragedia della Prima Guerra Mondiale coinvolse certo le truppe e le divise, ma anche tanta popolazione civile del Friuli. Sì, io ricordo, non posso non ricordare quello che è accaduto nelle nostre popolazioni. Dopo la lotta di Caporetto, oltre 600.000 friulani sono stati consigliati e sono scappati perché c'era l'invasione in corso e di fatto dovevano scappare oltre il Piave. In realtà sono stati ospitati da Genova fino in Sicilia e questo è un dato che sentivamo raccontare da bambini dai nonni. E non abbiamo mai sentito parole diverse da quelle della gratitudine verso chi li ha ospitati. E quindi ci fa riflettere perché queste cerimonie hanno senso se vengono attualizzate. Noi dobbiamo ricordare con grande rispetto e soprattutto grande gratitudine coloro i quali hanno dato la vita nella Prima Guerra Mondiale, una guerra sbagliata che non ha risolto i problemi dell'Europa, però dobbiamo anche attualizzarle per farle capire a giovani generazioni e quindi il fatto di trovare elementi di comuni significa che ancora la politica estera, ancora l'umanità non ha capito il valore della pace. Questo è un dato molto grave e ho ricordato che ci sono dei bambini che scappano e che l'Italia avrà riconosciuto nella storia un grande merito di aver salvato molte vite umane, anche se la soluzione poi è tutta da trovare, perché oggi il vero problema, la politica estera è quella di fare la pace nel Medio Oriente, diversamente il problema non si risolverà. Questo è un dato che deve essere ricordato ogni volta perché altrimenti rischiamo di non attualizzare queste cerimonie che sono importantissime. Sottosegretario Rossi, lei ha parlato dei motivi per i quali occorre commemorare e occorre ricordare. Sì, perché queste celebrazioni non devono mai essere fine a se stesse e dobbiamo dare il vero significato che manifestazioni come queste hanno e rivestono, specie alle giovani generazioni. Allora sì, è vero che noi ricordiamo i caduti, questo è un dovere, ma soprattutto dobbiamo far capire alle giovani generazioni che commemorazioni come queste sono commemorazioni di valori, quei valori che i morti ci hanno dato e soprattutto far capire che la guerra non è mai una soluzione alle controversie nazionali o internazionali, ma è qualcosa che non risolve i problemi. Evidentemente la Prima Guerra Mondiale ci ha dimostrato questo, se poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza che ha ridato dignità a questo Paese, ma anche oggi assistiamo a un mondo in cui l'avvento di organizzazioni come l'ISIS pone di nuovo una sofferenza nei confronti invece di quelli che sono i valori fondamentali della nostra Costituzione: libertà, pace, democrazia, equità sociale e religiosa.